tua strategia? Questa è la domanda che ti faccio io. Ce l'abbiamo la forza per farlo? Perché è giusto quello che dici te, per Panazione ci vuole la strategia. Questo si studia pure in chi fa il soldato, lo sa. Però ci vogliono le forze. Io queste forze non le ho mai viste. Quando stavamo a Piazza del Popolo con te, eravamo 4 gatti, lo sai? C'ero pure io. E con qua la gente la andiamo? C'è sta gente? La mia domanda è questa. Ringrazio Massimo Decimo Meridio, che non è così però sulla foto, è più... la domanda è giusta. Allora, io non mi riferisco a Piazza del Popolo perché Piazza del Popolo è arrivata dopo i noti eventi, mi riferisco al 9 dicembre, la prima settimana, dove 9.700.000 persone si sono mosse, dati dalle questure, non nostri, non sapevamo. Ecco. Allora, siamo certi di questi numeri, anche secondo me superiori. Il problema è un altro. La strategia non sono i numeri che ti fanno vincere, ossia, se tu sbagli la strategia con 20 milioni perdi, se tu li indovini con 2 milioni vinci. Quindi è questo che è necessario. È chiaro che il 5 dovremo discutere di questo con dati certi, ripeto, con dati certi, che ovviamente non possono essere elencati, né dovranno uscire. Quindi è ovvio che per quanto riguarda la strategia il 5 non sarà resa pubblica solo la data. Quindi se i vostri rappresentanti non ve la diranno, cercate di capire perché, vi diranno quello che vi potranno dire. Questo, ragazzi, mi dispiace, ma deve essere così, altrimenti rischiamo di farci male. Se io so quello che fa il mio avversario un giorno prima, se lo so, è ovvio questo, no? Quindi io credo che il 5 sia veramente il giorno determinante per il nostro paese, perché credo che è da lì che dipende tutto. Se sbagliamo questo rischiamo di fare un grosso danno, quindi da soli nessuno si può prendere questa responsabilità, ce la dobbiamo prendere insieme, questo è importante. Nessuno di noi si può prendere questa responsabilità, siamo disposti a farlo. Io personalmente sono disposto a giocare anche la mia vita, ci credo, ho 4 figli come li avete voi, tanti figli, chi li sta avere, auguri chi li sta per avere, però a questo punto non ci possiamo permettere di sbagliare, questo credo che sia chiaro. E quindi se qualcosa non verrà detto, a differenza dell'altra volta che non veniva detto proprio perché non eravamo organizzati, capirete il perché, però alcuni di voi lo sapranno, e quindi nel momento che siete in azione capirete anche, credo in maniera rapida, una strategia che verrà condivisa, perché deve essere per forza condivisa e quindi elaborata nei minimi dettagli. Sono convinto che questo ci può dare un risultato molto molto grande. Grazie per la domanda, Massimo.